Lega e Movimento 5 Stelle sull'autonomia, a Roma vertice sospeso, inconcepibile per Di Maio farla passare sulla scuola, l'ira di Zaia, farsa scandalosa, ora i grillini presentino la loro proposta. Se qualcuno ha cambiato idea sull'autonomia lo dica, in quel caso non ha senso andare avanti. L'ultimatum del ministro Stefani, il Premier ribadisce no a concessioni su tutte le materie. L'amarezza e la rabbia delle imprese, non sono fiducioso, troppi litigi per motivazioni politiche, dice il presidente di Confindustria Venezia Marinese, eppure l'autonomia sarebbe un bene soprattutto per il Sud. Continua il processo popolare di Vicenza, sfilano i testimoni, l'ex presidente Zonino, la coscienza a posto, dice fosse andata in porto la fusione con Veneto Banca non saremo a questo punto. Tamponamento fra 4 tiri in A4 a San Stino di Livenza, nel terribile impatto muore un camionista, traffico bloccato verso Trieste. Imam violento al centro di preghiera islamico di Pieve di Soligo, bambini picchiati e vessati, indagine della procura. L'addio ufficiale all'ultimo mulo alpino avverrà il 19 luglio quando le ceneri di Iroso saranno deposte alla base del monumento delle Penne Nere a Vittorio Veneto. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del telegiornale di Antenna 3, edizione regionale. In apertura c'è lo scontro nel governo sull'autonomia, vertice sospeso questa mattina a Roma, strappo tra Lega e 5 Stelle, contestati di fatto i principi su cui si basa l'autonomia regionale da parte dei grillini. Furioso il presidente Zaia che ha parlato di farsa scandalosa. Ne abbiamo piene le tasche, i veneti vogliono autonomia, 5 Stelle si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini, perché altrimenti vuol dire aver raccontato bugie ai cittadini. La brusca frenata sull'autonomia fa andare su tutte le furie il presidente del Veneto Luca Zaia, che pochi minuti dopo l'ennesima fumata nera parla di farsa scandalosa, di presa in giro e avverte: finché ci sarò io l'autonomia non sarà morta, né tantomeno le istanze dei veneti. È una farsa e rischia di essere una grande presa in giro, e quindi il mio invito è che si faccia veloci e queste cose noi non le possiamo accettare. E si finisca di dire, sento delle dichiarazioni che veramente fanno rabbrividire, che l'autonomia del Veneto porterà a un paese di Serie A e di Serie B, ma esiste già l'Italia di Serie A e di Serie B, non è colpa dell'autonomia. L'autonomia evita che questi paesi, soprattutto che molte comunità del Sud, vadano in malora, questa è la verità, perché autonomia vuol dire responsabilità, autonomia vuol dire non sprecare più 30 miliardi di euro all'anno. Non facendo l'autonomia si consegna il Sud al Medioevo e il Nord all'agonia totale e quindi alla sua morte. Non ci sta Zaia a restare a guardare mentre si fa dell'autonomia, dice, un cadavere eccellente. La forza dei 2.328.000 veneti che hanno votato il referendum e dei cittadini di tutte le altre regioni che la vogliono è un fiume in piena inesorabile. E lo è anche lui, che manda un messaggio forte e chiaro agli alleati di governo. Invito i 5 Stelle invece finalmente a presentare il loro progetto di autonomia, almeno capiremo cosa intendono loro per autonomia, perché è passato più di un anno da quando si sono insediati al governo e ancora oggi io non ho ben capito qual è la loro idea di autonomia. Sui social il governatore incassa l'appoggio dei militanti. Quanto alla durata di questo governo in caso l'autonomia non passa, Zaia conclude: se noi non facevamo il reddito di cittadinanza il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista. E ripercorriamo allora le fasi di questa giornata con il vertice sull'autonomia sospeso, le dure reazioni, a cominciare dal ministro per gli affari regionali Erika Stefani, secondo cui se si negano i principi base dell'autonomia è inutile che il governo proceda nel suo percorso. Quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio e una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Erika Stefani è visibilmente contrariata quando esce da Palazzo Chigi a vertice sull'autonomia sospeso tra le tensioni. I 5 Stelle tirano in ballo le cosiddette gabbie salariali, in pratica gli incentivi che la Lega chiede di poter offrire agli insegnanti per farli restare nel territorio una volta assunti. Principio ingiusto, o tutti o nessuno, e l'autonomia, che 3 giorni fa sembrava a portata di mano, si blocca. Tra Lega e 5 Stelle cala nuovamente il gelo. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore
e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, uno, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia, autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Noi crediamo che un bambino in Italia non scelga in quale regione nascere e non è giusto che si dica che siccome una regione ha più soldi, quei bambini che nascono lì hanno più diritto ad istruzione di altri bambini che nascono in una regione dove ci sono meno soldi. Difficile comprendere come l'ostilità dei 5 Stelle sia superabile e i leghisti, dai vertici alla base, salgono sulle barricate. Chi ferma questo non fa un dispetto a Salvini e alla Lega. Certe cose me le aspetto dalle opposizioni, dal PD. Ditemi voi se oggi l'Italia è unita, la scuola è unita, la sanità è unita. No, perché la gestione centralizzata favorisce gli sprechi. All'incontro il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco, si va avanti, ribadisce, poi in una successiva conferenza stampa ripete i suoi paletti ed è l'ennesima doccia fredda della giornata. Io non posso delegare, non posso trasferire tutte le materie, le competenze amministrative e legislative che mi vengono richieste, perché se fosse così avremmo uno Stato centrale senza competenze. Dovremo introdurre e introdurremo meccanismi che io chiamo di salvaguardia, chiamiamoli solidaristici, chiamiamoli di coesione nazionale, territoriale, sociale, in modo da poter evitare che si slabbri la nostra penisola ancora di più. E questa brusca frenata dell'autonomia non è stata incassata positivamente certo dagli industriali che dimostrano amarezza e rabbia. Non sono fiducioso, dice il presidente di Confindustria Venezia Marinese. Io non sono fiducioso, vedo tanta ideologia e non vedo tanta praticità, vedo tanta litigiosità e non vedo il senso dell'attaccamento. Questa volontà di dividere il sud dal nord, come se il nord, il fortunato nord, volesse primeggiare sul sud, è un errore. Secondo me, e ne sono convinto, l'autonomia farà bene soprattutto al sud. Lo dico da meridionale, io sono nato a Palermo, sono del sud, conosco i pregi e i difetti del sud e ricordo a tutti che il Sud è stato avvantaggiato tante volte per i contributi e nonostante questo non è cresciuto. Non possiamo continuare a parlare da decenni di costi standard e non avere dei costi standard, perché la spesa pubblica è uno dei mali del nostro debito pubblico. Intanto proprio oggi il premier Conte ha presentato i nuovi ministri del governo, Lorenzo Fontana agli affari europei e Alessandra Locatelli alla famiglia. Sentiamo allora le prime parole alla guida del nuovo dicastero per il veronese Fontana. Mi conoscete, l'unica cosa, ovviamente il massimo impegno. Io penso e spero già dalla prossima settimana, in base anche all'organizzazione, di poter essere a Strasburgo, perché c'è già una sessione importante, poi vediamo se verrà o meno votata la candidata presidente, della quale tra l'altro mi felicito perché ha avuto parole importanti sulla volontà di una riforma di Dublino, che sapete che è quel trattato che poi ci impone, no, di trattenere tutti coloro i quali arrivano del primo sbarco, insomma, quindi il fatto che ci sia un'apertura da questo punto di vista sicuramente è molto interessante, quindi insomma poi si valuteranno anche le cose che verranno fatte, le votazioni che verranno fatte martedì, nel caso venissero fatte martedì. Detto questo, ovviamente il massimo impegno in collaborazione, in particolar modo ovviamente col Presidente Conte, con il Ministro Moavero e il Ministro Lutria, con cui abbiamo già iniziato a parlare per vedere anche di coordinarci, quindi sicuramente da parte mia mi fa molto piacere la fiducia che ho ricevuto da parte del Presidente e da parte del Ministro Salvini, e ci sarà il massimo impegno perché penso che di lavoro ce ne sia veramente tanto da fare e perché penso che sia importante fare in modo che a livello di Unione Europea capiscano che non abbiamo bisogno di un cordone sanitario, insomma, perché siamo un paese importante, siamo un governo, a mio modo di vedere, molto importante, che vuole interloquire, ovviamente portando avanti anche quelle che sono le nostre prerogative, insomma.
Lasciamo questa pagina sull'autonomia, parliamo del processo per il crack della Popolare di Vicenza, ancora audizioni di testi dell'accusa anche oggi a Palazzo di Giustizia, proprio a Vicenza. Secondo i testi a gestire la linea di finanziamenti e acquisizione e vendita di azioni sarebbe stato lo stesso ex direttore Zonin. Tutti sapevano e nessuno sapeva. I non ricordo sono il ritornello di questo lungo processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, tornato temporaneamente a Palazzo di Giustizia a Vicenza, causa lavori all'Aula Bunker di Mestre. Continuano a sfilare i testi dell'accusa tra imprenditori e funzionari dell'ex banca che in quegli anni, dal 2009 al 2015, hanno comprato o piazzato azioni dell'Istituto di Credito Veneto ed in particolare le cosiddette baciate. Ad aprire la giornata è Luca Ferrarini, imprenditore emiliano nel settore degli insaccati e dell'agroalimentare, oggi con le aziende in concordato, dopo che Banca Intesa gli ha chiesto di rientrare del debito finanziato a suon di acquisizione di azioni di BPV e Veneto Banca per milioni di euro. Ma lui Zonin lo avrebbe incontrato solo a qualche cena, il tutto avveniva tramite i direttori di filiale, finanziamenti e azioni che, come testimoniato da funzionari di banca e direttori di filiale, proponevano a grossi imprenditori in base ad una linea d'azione che, secondo i testi, arrivava direttamente solo dall'ex direttore di BPV Sorato e da direttori di mercato come Giustini. L'ex presidente Zonin, con lui ci sarebbero stati solo incontri o qualche riunione o cena. Diciamo che non viene dimostrata in alcun modo la piramidalità delle decisioni. Tutto si ferma a un certo livello, che è quello della dirigenza. La verità a proposito di questa domanda si saprà se e quando verrà sentito come testimone Sorato e a seconda di quello che lo stesso intenderà dire. Se ci sarà una prova nei confronti del Presidente, questa prova regina verrà fornita dal signor Sorato. E c'è chi attende la deposizione di altri testi. Ci saranno dei testi che finora non sono arrivati, che non possono non sapere come veniva proposta la delibera, perché una delibera propone un finanziamento. Chi decideva cosa scrivere nel finanziamento? E poi naturalmente c'è la verità di Gianni Zonin, ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, su quanto accaduto, sulla mancata fusione con Veneto Banca che avrebbe salvato tutti, sulle baciate, e su questo sono state cancellate con un decreto le banche popolari, dice. Sentiamolo. Una data storica per quello che riguarda il sottoscritto e per quello che riguarda il Consiglio di amministrazione, il 7 maggio 2015, quando fui ufficialmente informato a Milano da parte del dottor Gatti, che era il capo della BCE, che seguiva l'ispezione della Banca Popolare di Vicenza. Mi ha informato che c'erano delle anomalie nel collocamento delle azioni. Ritornai immediatamente da Milano a Vicenza e disse al direttore che non avevo più la fiducia nei suoi confronti e lo invitai a dimettersi, altrimenti il martedì successivo avrei portato il suo licenziamento al Consiglio di amministrazione. Questa è la storia vera della banca. Io ho sempre sostenuto che il Consiglio di amministrazione era fuori e non era soprattutto a conoscenza. Il Consiglio di amministrazione faceva le strategie della banca, una banca aggregante, una banca che, se avessimo potuto fare la fusione insieme con Veneto Banca, sarebbe diventata una delle prime banche in Italia. Il presidente della Banca Popolare di Vicenza e molti consiglieri erano veneti. L'amministratore delegato di Veneto Banca non è un veneto. Se ci fosse stato un orgoglio anche Veneto, anche dall'altra parte, forse non sarebbe andata così, e se fossimo diventata una grande banca oggi non saremmo qui oggi. La coscienza è a posto, per quanto abbiamo lavorato e come abbiamo lavorato. Poi la faccenda delle baciate è una faccenda molto più lunga, vediamo avanti questo processo. Negli ultimi 2 anni le cose sono complicate, ma quello che ha complicato tutto è il cambio delle leggi che hanno fatto. Non si fa un decreto legge che dura 90 giorni per chiudere il mondo delle banche popolari. Però questa è l'Italia.
Così dunque Gianni Zonin, noi andiamo avanti con la cronaca e con una notizia da poco giunta in redazione, una tragedia che si è verificata a Boara Pisani, siamo nel Padovano, in un maneggio di via Ferraria. Un uomo di 65 anni è morto, stava afferrando un cavallo quando l'animale gli ha sferrato un potentissimo calcio in faccia e il poveretto è morto praticamente sul colpo. Queste le notizie che abbiamo in questo momento. Veniamo all'inferno in autostrada questa mattina, ancora una volta un tamponamento che ha visto coinvolti 4 tir, uno dei conducenti ha perso la vita. Maxi tamponamento verso le 8 lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti. Nello schianto ha perso la vita morendo sul colpo il conducente di uno dei tir, un'autocisterna con targa croata, che avrebbe tamponato violentemente un altro mezzo pesante che era quasi fermo per il traffico sostenuto in quel momento. Questo secondo mezzo a sua volta ne ha tamponato un terzo per fermarsi contro un quarto tir. Ferito il camionista del secondo mezzo pesante. L'incidente è avvenuto in quel tratto di strada che tecnicamente viene definito punto morto fra l'uscita e l'entrata del casello, per cui si è istituita immediatamente l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e da lì chi doveva proseguire poteva rientrare nuovamente in autostrada. Sul posto sono giunte immediatamente squadre dei Vigili del Fuoco da Motta di Livenza, Portogruaro, San Donà e Treviso per la messa in sicurezza dei mezzi. Insieme ai soccorsi del 118, le forze dell'ordine e il personale autostradale. La 4 è rimasta bloccata alcune ore con il traffico consistente in direzione Trieste e lunghe code. Imam violento al centro di preghiera islamico di Pieve di Soligo, bambini picchiati e vessati, indagine della procura e un provvedimento del tribunale. Schiaffi sul volto, pizzicotti alle braccia e bastonate inferte con una mazza lunga mezzo metro ai bambini di soli 5 anni. Sono pesanti le accuse rivolte all'imam della moschea di Pieve di Soligo in provincia di Treviso, raccolte dai carabinieri di Vittorio Veneto. A segnalare ai militari quanto accadeva nei locali di via Schiratti le denunce degli insegnanti delle elementari che si sono accorti dei lividi sulle gambe e braccia dei loro alunni. E così è scattata un'inchiesta da parte della magistratura, che ha emesso un'ordinanza contro il 36enne Omar Farouk, indagato per maltrattamenti a minori aggravati da violenza privata. Per il bengalese è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia trevigiana. Le indagini dei militari sono durate diversi mesi e le immagini e le registrazioni ambientali inchioderebbero l'imam. Sarebbero in tutto una ventina i bambini vittima di maltrattamenti, dalle minacce alle violenze sui corpicini che l'uomo avrebbe inferto ai piccoli. Una vicenda che ha lasciato il segno. Il sindaco della cittadina, Stefano Soldan, non entra in merito nelle indagini da parte della magistratura. Abbiamo cercato di appurare che la questione fosse reale, essendo estremamente delicata, e di conseguenza la cosa non era di dominio pubblico, anche se ha coinvolto diverse famiglie. L'abbiamo mantenuta nel più stretto riservo e continuerà a esserlo rispetto ai provvedimenti, alle famiglie e a chi è stato coinvolto in questa cosa, però con una decisione di procedere in tempi rapidissimi. Ma chi conosce l'imam tenta di difenderlo, una persona dal carattere tranquillo e per nulla aggressivo. Ma tu l'imam lo conoscevi? Sì, è una brava persona, non ha mai fatto nessun casino qua, niente, abbiamo sempre visto che è una brava persona e si comporta anche bene. Però questa cosa qua non sappiamo da dove è saltata, perché è da tanti anni che insegna ai bambini, ma non è mai successo una cosa del genere. Incontriamo il segretario della moschea che ci ospita per farci vedere dove i bambini pregano. Mai alzato un dito contro i bimbi, perché in un luogo di preghiera dove si hanno lezioni di Corano, precisa, i bambini non si picchiano. Non ha mai messo le mani addosso ai bambini? No, mai così, perché io lo so, perché mio figlio anche c'è da studiare dentro, perché più sicurezza da me è lui, capito? Più sicurezza di lui. E ora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale dei nostri telegiornali. Parliamo di sorgenti del fiume Piave che passano dal Veneto al Friuli Venezia Giulia per effetto del referendum che ha sancito il trasferimento di Sappada dalla provincia di Belluno a quella di Udine. Stamattina la Regione ha acquisito tutta la documentazione amministrativa e catastale negli uffici del demanio di Belluno. La svolta è stata comunicata dall'assessore regionale friulano Barbara Zilli dopo
la firma d'intesa con la Regione Veneto e l'Agenzia del Demanio, il formale passaggio della proprietà del demanio idrico che comprende per l'appunto le sorgenti del Piave dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo di Olimpiadi del 2026, dal tavolo delle infrastrutture della provincia di Belluno un documento unitario programmatico indirizzato alla Regione Veneto. La Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, dobbiamo recuperare il gap infrastrutturale. Siamo fermi da 50 anni, per cui con le Olimpiadi, con i mondiali ci giochiamo il futuro della provincia del Bellunese. Tenace e motivata, dotata di spirito costruttivo ed entusiasmo, Lorraine Berton, numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, incaricata dal presidente nazionale Boccia di guidare il tavolo nazionale sport e grandi eventi all'indomani dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, sa che l'occasione dei Giochi Cortina Milano rappresentano un punto di svolta per il territorio bellunese. Non sono solo Olimpiadi, è lo slalom gigante di questa provincia, ci giochiamo tutti, ci giochiamo anche il futuro dei nostri figli. Dal tavolo delle infrastrutture che la scorsa settimana a Sedico ha riunito tutte le categorie economiche della provincia è uscito un documento unitario consegnato alla Regione che lancia un messaggio chiaro e forte. Servono collegamenti veloci, una mobilità efficiente ma sostenibile, una connettività al passo coi tempi, il prolungamento dell'A27, un'opera non più rinviabile. A prescindere dalle scelte che verranno fatte, oramai questa è una strada, noi la chiamiamo strada necessaria, non solo per andare fuori dall'Italia, ma soprattutto per poter permettere alle aziende di rimanere qui. Ricordiamoci che nella provincia di Belluno ci sono alcune delle aziende più importanti, non a livello nazionale, a livello internazionale. A stretto giro di posta non è mancata, e c'era da aspettarselo, la levata di scudi degli ambientalisti. Io invito gli ambientalisti a venire nelle nostre aziende, perché in realtà gli imprenditori sono i primi ambientalisti ed assolutamente questo territorio lo rispettano, e chi più delle persone che vivono nel territorio lo amano e lo vogliono eco-green, come oggi si dice, per cui noi siamo tranquilli, siamo disposti ad un confronto, ma i no non li accettiamo più. Da qui si parte per costruire un futuro con senso di responsabilità e energia. Le Olimpiadi non sono solo sport, per il bellunese è veramente l'occasione per riportare a questo territorio a essere quello che merita di essere. Le ceneri del generale Iroso, l'ultimo mulo in servizio a un corpo militare alpino, morto ultraquarantenne lo scorso aprile, saranno deposte venerdì 19 luglio prossimo alla base del monumento alle penne nere presso la pieve di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. È quanto stabilito dalla sezione dell'Associazione Nazionale Alpini assieme al suo proprietario, che acquistò vari esemplari di muli ex alpini negli anni 90 salvandoli dal macello. Lo zoccolo di Iroso con inciso il numero di matricola sarà invece affidato al Museo Nazionale Storico delle Truppe Alpine ANA di Trento. Dopo 6 anni di attesa ritorna il grande festival settimo Deer Day The Return, ideato da Sergio Bassan Trattori per passione dal 1957, con un programma ricco di novità. Sentiamo. Dopo 6 anni ritorna il grande atteso festival settimo Deer Day The Return, ideato da Sergio Bassan Trattori per passione dal 1957, con un programma ricco di novità. L'evento si terrà quest'anno il 13 luglio con il Consorzio Agrario dell'Emilia e vanterà come esclusiva location le prestigiose bonifiche ferraresi, più di 200 John Deere in campo e 5.000 metri quadrati espositivi dedicati ai maggiori brand del settore, con un afflusso di circa 10.000 presenze stimate ed una componente femminile massiccia per questa edizione, sempre più attiva nel campo dell'agricoltura, con 3 giovani piloti in rosa di grande talento. È tornato a Padova il difensore Alexi Lalas, protagonista delle stagioni in Serie A tra il 94 e il 96 dei biancoscudati. Emozioni e aneddoti dunque oggi all'Euganeo. C'è un colpo di testa di Cavezzi, tenta l'incornata Galderisima, poi è Lalas di piatto che batte Rossi. Ero fuori gioco e se abbiamo VAR, come si dice VAR, in questo momento è possibile che non esista, però beata onestà. Però non importa in questo momento perché ho fatto un gol e ricordo Beppe Galderissi era in la terra.
Lo confessa a distanza di quasi 25 anni Alexi Lalas, seduto in tribuna guardando il prato verde del Luganeo. Quel fantastico gol contro il Milan durante la stagione d'oro del Padova in Serie A forse era fuori gioco. Sorride Lalas, non ha più la chioma lunga e rossa, ora ha 49 anni e con la famiglia, la moglie Annie e i figli Sophie e Henry, dopo 23 anni è tornato per la prima volta a Padova, una città che lo ha osannato e che lo ha fatto sentire a casa. Qui era arrivato nel 1994, dopo i mondiali degli Stati Uniti, primo americano a giocare in un campionato italiano. Nel 94, quando mi ha detto che è una squadra in Italia, in Serie A, che ti vogliono, subito. Io so che il mondo, l'Italia, il calcio, il Serie A sicuramente ha cambiato, però era un tempo magico. A Padova ha trovato un ambiente magico, ancora oggi si sente con i suoi compagni di allora, Galderisi e Crack. Da difensore riuscì a segnare durante la stagione 94-95 contro il Milan e l'Inter. Ora commenta il calcio per la TV americana e ha apprezzato molto le ragazze della nazionale di calcio femminile. La vita lo ha portato di nuovo in America, ma a Padova i colori biancoscudati sono rimasti nel suo cuore. Voglio dire grazie a tutti i tifosi di Padova. Ho capito che era un altro tempo, era un altro mondo, però Calcio Padova non è una squadra di Serie A, B, C, D, è una squadra che rappresenta una città con mucha storia. Ciao a tutti! Vi ricordo i riferimenti per segnalarci disagi di servizi, noi interverremo, lo dico ad antenna, lo spazio dunque dedicato a voi, sms e whatsapp al 351 1755 340, email a redazione @antenna3.it, telefono e segreteria 0422 0230 898. Questa sera, subito dopo i nostri telegiornali, a 20:10 si parlerà di grandi navi con un esponente proprio del comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari. È tutto per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa con un tempo variabile, specie sui settori alpini. Ecco il dettaglio di venerdì 12 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce temporale sui monti che localmente potrà bagnare anche le pianure circostanti. Temperature sempre sostanzialmente invariate, con minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, come ci mostra la grafica. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese tra i 28 e i 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.